Stamani presso il Belvedere Arancio ad Agrigento al Viale della Vittoria il club Agrigento Chiaramonte ha inaugurato il Giardino delle Donne Coraggio per la Pace. Presente anche il governatore della Sicilia Franco Cirillo e il suo staff distrettuale. Sono presenti anche le autorità comunali, tra cui il sindaco, i ragazzi del liceo scientifico Leonardo con la dirigente Pilato, presente anche la scrittrice Ester Rizzo, in collaborazione con la quale sono state individuate le figure femminili a cui il giardino è dedicato. Sì, è importante questo appuntamento. Quando Giusy mi ha chiamato per dire se potevo essere qui con voi, ho accettato veramente con tutto il cuore, perché ricordare delle persone che hanno speso la loro vita per degli obiettivi nobili, questo è importantissimo, farlo ricordare a tutti. E la partecipazione delle scuole è estremamente importante, perché attraverso le scuole noi veicoliamo dei messaggi che sono fondamentali e la pace, e lo vediamo oggi, è fondamentale per tutti noi, per la nostra vita. Presidente, come si caratterizzerà questo suo mandato di governatore? Essere presente, dare sempre un indirizzo di serenità, di tranquillità, di coesione e far lavorare tutti per un unico obiettivo, servire il prossimo. I Lions sono qui per servire la collettività. Sindaco, oggi presente a questa iniziativa con il governatore del Lions della Sicilia. Sì, oggi è un giorno importante, come diceva il governatore. Ringrazio sia il governatore che il Lions di Agrigento per la loro presenza, l'avvocato Amato che è sempre puntuale, sensibile per queste iniziative. Come diceva il governatore, siamo in un momento particolare, quindi questa è un'espressione davvero importante per far capire cosa vuol dire la pace. Verranno donati degli alberelli in memoria di ogni donna che si è spesa nella loro vita per qualcosa di molto importante, di molto grande. Io penso che avere un gruppo così ad Agrigento è un fiore all'occhiello per noi, ma anche per tutta la nostra Sicilia. Io sono assolutamente onorata e parlo naturalmente a nome del mio club, avere la figura apicale del nostro club che è il governatore, nonché la figura apicale del comune di Agrigento che è il nostro sindaco. Sia da parte del governatore che da parte del sindaco c'è sempre stata la massima collaborazione, la massima disponibilità nel creare, nel fare, nel lasciare un segno concreto a questa città, specialmente nel tema della pace, che appunto oggi come mai è assolutamente ricorrente e deve urlare in modo più forte delle bombe che purtroppo stanno caratterizzando questo momento. Ecco, come si svolge l'iniziativa in pratica? Allora, noi abbiamo scelto, grazie alla collaborazione della scrittrice Ester Rizzo, 5 figure di donne che per molti versi non erano conosciute ai più alla società ed erano state quasi dimenticate, e sono delle donne che con coraggio si sono battute per la pace, si sono distinte. È un pezzo di storia che magari è stato dimenticato, che grazie allo scritto di Ester adesso viene alla ribalta. Noi vogliamo che rimanga qui nella nostra città di Agrigento, simbolo della pace, con la nostra concordia, con il nostro festival del Mandorlo in Fiore, che appunto è simbolo della pace, e vogliamo che questa aiuola, nell'ottica appunto della città della pace di Agrigento, rimanga per le generazioni future, di modo tale che quando qualcuno verrà a fare una bella passeggiata in questo Belvedere possa conoscere queste 5 figure femminili, nella speranza che si possano unire alla nostra anche altre iniziative di questo genere. Sì, questa è un'iniziativa che tra l'altro rientra anche nei progetti dell'Associazione Toponomastica Femminile di cui io faccio parte, quindi il ricordo delle donne nei luoghi pubblici e nei luoghi in cui noi viviamo le nostre giornate. All'inizio il progetto era per intitolarla Delle donne coraggio, visti i tempi abbiamo deciso di abbinare alla parola coraggio la parola pace, perché è importante che le donne che vengano ricordate, che vengano ricordati soprattutto i sacrifici, venga ricordato l'impegno che loro hanno avuto nella costruzione di un futuro migliore, non devono mai essere obliate. Anche la scuola ha voluto dare il suo contributo a questa iniziativa?
Il Liceo Leonardo è stato invitato a questa iniziativa perché ha lavorato alle riflessioni su questo testo di Ester Rizzo, da cui sono state tratte le figure femminili che oggi arricchiscono questo giardino in pieno centro della città. Quindi noi siamo orgogliosi come cittadini di questo territorio di aver contribuito attraverso la cultura, ed è credo il messaggio più importante, ad un'iniziativa così lodevole portata avanti da Lions.